Una causa milionaria contro Intesa San Paolo, ma stavolta la battaglia non c'entra nulla con la fine delle ex popolari venete. Qui parliamo di derivati, strumenti finanziari acquistati da molte amministrazioni comunali nel corso degli ultimi anni e spesso rivelatisi polpette avvelenate in termini di bilanci. Presunte violazioni delle norme imperative attuative dei principi fondamentali per la tutela del risparmio e per il coordinamento della finanza pubblica. È l'oggetto di un'azione giudiziaria che il Comune di Vittorio Veneto intende promuovere nei confronti di Intesa San Paolo per operazioni di vendita di titoli derivati avvenute negli anni 2005-2006 per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro e in scadenza non prima del 2024. La Giunta chiede le loro nullità, annullabilità e risolubilità dopo una serie di controlli. Nel 2016, infatti, l'amministrazione comunale aveva deliberato di sottoporre i derivati a una verifica della loro conformità alla normativa di riferimento per valutare eventuali criticità e possibili elementi di illegittimità tali da indurre a ritenere che il comune sia stato svantaggiato dalla controparte bancaria attraverso l'applicazione di costi impliciti e occulti. Nella stessa deliberazione era stato deciso di individuare attraverso un professionista esterno possibili percorsi della trattativa con la controparte bancaria, compresa la fattibilità di rinegoziazione dei derivati. I tentativi di conciliazione bonaria della questione non sarebbero andati a buon fine, scrive in una nota l'assessore al bilancio Giovanni Napol, e dunque, conclude, non è rimasto altro che promuovere un'azione giudiziale.